Pronti? 1, 2, 3. Questa volta il segnale è valido, di nuovo problemi per Axel Rec, problemi per Attenti al Lupo. Numero 2, cerca di andare Attenti al al Lupo, comando Aberchilubi squalificato. attaccando Alice Numero Trio che però è molto 4, veloce lungo i Axel birilli. Rec, Rientra. squalificato. Sbaglia però entrambi i Numero leader, 3, Alice Trio e Aberchilubi, Aberchilubi. squalificato. Forse sono venuti a contatto Numero con le 1, ruote. Alice Quel che è Trio, certo è che rimane al squalificato. comando Italiano KP senza spesa e senza neanche aspettarselo. Rudolf Haller si ritrova al comando, ma già in schiena Azimut Griff, poi Americ Clemar, ancora Anita Spritz, Alba dei Greppi. Praticamente quelli allo start non ci sono più, tranne Italiano KP. 31,6 per i primi 400 metri di corsa, Italiano KP leader nei confronti di Azimut Griff, quindi Americ Clemar. Ancora Anita Spritz, Alba dei Greppi, i primi 600 che si completano in 47,6, un paletto in 16, di tutto comodo per Italiano KP, che continua a guidare la fila indiana dopo quasi 800 metri di corsa. Non tende assolutamente a rompersi la fila indiana, 1-2,5 per i primi 800, Italiano KP leader nei confronti di Azimut Griff, Americ Clemar, ancora Anita Spritz e Alba dei Greppi. Si va verso il completamento dei primi 1000 metri di corsa con Rudolf Haller e Italiano KP in vantaggio, 1,17,9 per il primo chilometro. Italiano KP in vantaggio nei confronti di Azimut Griff, quindi all'esterno sposta Americ Clemar, poi Anita Spritz e Alba dei Greppi che prova ad avventurarsi anche lei per linee esterne. Davanti alle tribune un paletto abbastanza svelto in 14,7, Italiano KP leader, arriva all'esterno Americ Clemar, lungo la corda è rimasto Azimut Griff a precedere sempre Anita Spritz e Alba dei Greppi, la curva ancora in 14,7, Italiano KP che ribatte alla prima offensiva da parte di Americ Clemar, sullo scatto perde qualcosina Azimut Griff che prova a riorganizzarsi sul passo, Americ Clemar che vorrebbe scendere alla corda ma non ci riesce perché lì c'è Azimut che sul passo prova a riavvicinarsi al leader, 2-1 per il miglio, Italiano KP leader nei confronti di Azimut Griff, poi Americ Clemar, Anita Spritz e Alba dei Greppi, la rete d'arrivo con Italiano KP in vantaggio nei confronti di Azimut Griff, saluta e se ne va Rudolf Haller e Italiano KP che vincono nettamente nei confronti di Azimut Griff, poi Americ Clemar a precedere Alba dei Greppi e Anita Spritz. 1,15,6 il ragguaglio cronometrico, una misura intorno al 2,31 sul doppio chilometro, il successo per Italiano KP. Rudolf Haller, allenatore e guidatore per il portacolori di Grenot Gassner, un bel successo per il cavallo austriaco allenato in Germania. La quota poco sopra la pari per Italiano KP che si ritrova al comando senza colpo a ferire, può gestire a piacimento il vantaggio, controllare Azimut Griff e Americ Clemar che sono secondi e terzi, 5-8-6, l'ordine d'arrivo molto probabile della sesta corsa dall'Arcoveggio di Bologna.